Appuntamenti in agenda per martedì 11 marzo. Torna il nuovo incontro con Semi di Gentilezza, l'occasione per continuare a coltivare creatività e buone azioni attraverso l'arte degli origami. La biblioteca della Società Economica di Chiavari organizza il laboratorio con un incontro speciale curato da Rossana Murru, che si terrà dalle 15.30 alle 17.30. A Villa Sottanis di Casarza Ligure appuntamento con l'iniziativa Nati per leggere, serie di letture per bambine e bambini di fasce di età tra i 3 e i 6 anni. L'ingresso è libero e gratuito in ludoteca, aperto ai bambini accompagnati da un adulto. Dalle 16.30 alle 18.30 letture con la tata Ale. Fino al 14 marzo Genova celebra uno dei suoi figli più illustri, Giuseppe Mazzini, in occasione del 153° anniversario dalla sua morte. Dalle 17 alle 18.30 il Museo del Risorgimento presenta la sua nuova identità visiva, realizzata dagli studenti dell'Accademia Linguistica di Belle Arti. La Biblioteca della Società Economica di Chiavari presenta Letture del Bibliotecario, edizione 2025. Quest'anno il ciclo, curato da Enrico Rovegno, responsabile della biblioteca, si dedicherà al tema affascinante del mare. Il primo degli eventi si intitola Il mare nelle poesie di ogni tempo. Gli appuntamenti sono fissati il martedì alle 18. L'Associazione di Promozione Sociale e l'Osservatorio Meteorologico Agrario Geologico Professor Don Giancarlo Raffaelli organizza una settimana di eventi per ricordare e omaggiare il giorno di nascita dell'osservatorio, avvenuto l'11 marzo del 1883 a Barcone di Casarza Ligure. Appuntamento alle 20 al centro L'Incontro di via 20 settembre al numero 33 a Sesti Levante per l'incontro e la diretta web sulla pagina Facebook dell'associazione.